Amici del canale RCM, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. E oggi lo facciamo con un ospite specialissimo, lo facciamo con Ronnie Jones. Ciao Buongiorno, carissimo! ciao carissimo, buongiorno a tutti. Ma che bello vederti Ronnie, io ti ho conosciuto nell'occasione dell'Hip Music Day qua in Sardegna, è stato veramente un incontro fantastico poterti conoscere perché io da bambino guardavo la trasmissione Popcorn e tu presentavi, eri un artista già tutto a tondo, venuto dall'America. Ecco, raccontami così brevemente, chiaramente, perché ci vorrebbe un'enciclopedia per parlare di te, così brevemente un po' il tuo excursus arrivato in Italia, ecco. Ma dai, sono benvenuti la prima volta in Italia, parliamo di 1969. Poi sei andata via un paio di volte, però mi sono sempre rimasto qua, mi sono innamorato, eh. Che bello. Ho fatto il percorso di tutti i giovani, cercando un lavoro, cercando di fare quello che era il mio passione, era di cantare. La prima apparizione era all'Altro Mondo di Rimini Oh, insieme con Rocky Roberts. che Anzi, bello, lui era la star e io era nel pivolino che stavo arrivando. che bello. E questo è poi la storia è lunga, ormai lo sanno tutti. Ho fatto Hair insieme con la Liberté, con Renato Zero, con Teo. Questo è durato un anno e poi pensavo a quel punto qua che adesso posso cantare. Invece no, invece no. Cosa è successo? Non c'era nessuna richiesta, nessun interesse nella mia voce e un giorno era in crisi e mi chiamai un mio amico, poi ti racconto un'altra storia legata a quello, Certo. ha detto guarda, perché non ti vieni a fare disc jockey? Ah, Disc jockey, che cos'è? Mai sentito parlare? Eh, no, 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 sei uno che mette dischi dopo l'orchestra, poi visto che tu sei cantante, conosce tanta musica, dico, certo, sì, questo è che è vero, cioè il mio piccolo mondo era tanta. chiaro. Nel mondo del grande è Bellissimo, poco. bellissimo. Ecco, infatti dopo 3 giorni mi hanno licenziata. Meraviglioso. Però, Però mi ha acceso un fiammifero, ecco, un fiammino, ho detto, "Sai che non è mica male, ho imparato ora, ho dovuto fare tutto il percorso, diciamo, di imparare a scegliere musica, soprattutto a scegliere, certo. e poi devi imparare a metterle insieme, devi ricordare che non c'era l'aiuto di AI in nessun modo, c'era solamente due piatti e due cursore, quasi quasi non c'era neanche alti e bassi. E neanche la Quindi, regolazione dei giri. no, la regolazione dei giri Ah, c'era, c'era. l'elenco c'era, E l'es... era manuale, però tu manuale. potevi farlo, manuale. Manuale. E ho lottato lì e ho imparato, portandomi nei posti più bello di Italia, Cortina, Riccione, Sardegna, tutto. Ho girato, rigirato, rigirato un bel giorno, come ho iniziato a fare anche i dischi e grazie a un tedesco, non è Ecco, l'italiano, ecco, e devo dire questo perché tutti gli italiani mi hanno rifiutato. ma te lo Dalle immagino. sì, RCA ha detto che abbiamo già Rocky Roberts, non ci serve un'altra cantante di colore. Ma te lo immagino. E ho finito con una piccola casa discografica chiamata Riffy, non Ecco. so se tu lo conosci. No, non l'avevo mai sentita, no. E allora, il Riffy Ah, la aveva Riffi, sì, 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 Riffi, certo, sì, certo. Riffy Come no? aveva Come no? Certo che la conosco. Fred Bongusto Oh, sì, 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 sì. e un altro due o tre cantanti. Certo, la Riffi era importante, chiaro. Però loro hanno preso il disco Rock Your Baby come se fosse nulla.
Caspita. perché ha detto, è carino questo canzoncino. Va bene, raga, proviamo, vediamo cosa fa. Nelle prime 2 settimane avevano venduto più di 50.000 copie. Mamma mia, mamma mia. E dico, "Bah, allora, sai, rischiamo ancora di più, abbiamo andato a 50.000. Caspita. Nel frattempo le RCA, che avevo l'originale di, di George McCrae, dico, ah sì, Eh, mettiamo fuori 250.000, vediamo quello che succede. ecco E qua. sono andati via, perché italiani in quel tempi là, gli anni 70, non riuscivano neanche a dire il mio nome, Figurati, figurati. neanche di George McCrae, Certo, certo. perché gli italiani non parlavano inglese. Assolutamente. Non c'erano ancora i termini inglesi. E non c'era neanche i nominativi. Chiaro, chiaro. Quindi quando uno che va nel negozio dei dischi che esistevano a bizzeffe Uff, in Italia, mi dai Rock You Baby, esatto. che cosa vuoi? Ha detto voglio Rock You Baby o Anche, qualcosa così. anche i negozianti non sapevano cos'era. No, non sapevo dire e non sapevano neanche il nome del cantante. Certo, certo. Quindi George e Ronnie era alla pari. Chiaro. Però, visto che le case discografiche avevano inondato, diciamo, il negozio di George McCrae e io avevo 10 copie, Ecco. era necessario che tu vendevi quelle envelope là. Certo. E George è andata, Caspiterina. capito? Che E poi bello. alla fine la Riffy ha detto, sì, peccato, abbiamo sbagliato. E dico, va bene, senti, ho capito i signori, è stato bello e sono andato a Warner. Alla Warner Bros. No, siamo andati a... Oh Dio, d'America, Los che Angeles, sta... no? No, No. sempre in Italia. Ah, sempre in Italia. Alla Alla Ricordi. ricordi? E la ricordi e dico, lì non mi ha dato budget per niente. Ha dato il budget a Claudia Berry, Ecco. che era la mia consortium, perché noi abbiamo fatto un pezzo insieme. Ha detto, scusa, io sono in radio, promuove i tuoi dischi, Infatti. hai Infatti. capito? Vivo qua, Eh, perché non posso essere alla pari di Claudia? certo. No, noi abbiamo pensato perché sai, lei ha un grande following e dobbiamo lavorare. Abbiamo fatto un budget anche per lei. Ecco. Allora, bene, allora senti, il budget di Claudia è 35 milioni di lire. Caspita. La tua è 5 milioni. Caspita. E io ho detto alla casa discografica mia, ha detto, vabbè, a questo punto mi sa che meglio che me ne vado io. Ti lascio con Certo. la ricordi, perché non è alla pari. Io lavoro facendo il loro lavoro Sì. in radio e Anche la promozione. e non può fare promozione per me. Non mi Infatti. sembra il caso. Lui è fatto, gli è fatto in culo. Grandissimo, grandissimo. Ed ancora facevano una promozione di It Takes Two, Ok. e anche The Two of Us, che Ok. era il disco di seguente. E stavo andando bene, soltanto che abbiamo avuto una screzia con la Claudia, perché ormai lei si è montato la testa perché era ricercatissimo. Certo. E automaticamente, in Italia specialmente, ho dovuto anche ridimensionarlo un pochettino. Ecco. E abbiamo rotto il nostro rapporto. Io sono andato avanti, ho fatto diversi dischi, come ho detto, avevo fatto Hair prima, poi mi sono approdato in televisione con Popcorn, che è andato benissimo per un anno, poi l'anno dopo mi hanno dato anche a Buona Domenica con Costanzo. Che bello. Sì, erano tutte cose belle, anche se Canale 5 non è mai stato come si chiama, quella che tira
la vita di un di un artista. artista, sì. Dove la RAI, con tutte le sue magagne che hanno, esistono, eccetera, eccetera, però la promozione artistica è 100% in più, Ecco, ecco, c'è una bella capito? differenza, chiaro. C'è una bella differenza perché gli artisti sì, lavorano bene, quelli che sono stabiliti che ti vedi ogni giorno al canale 5, quelli lavorano. Sì, Quelli che sono ospiti, eccetera, eccetera, non succede quasi niente, chiaro, quasi zero. chiaro, sono sempre E gli stessi. invece, invece con la RAI è diverso, Vabbè, perché loro veramente con tutte le promozioni che ti danno, Buona Domenica, le loro talk show, il programma musicale che esistevano allora, avevo la possibilità, anzi, guarda Sanremo. infatti, Sai, c'è uno che va a Sanremo, approde al palcoscenico la prima sera, vale 250.000 lire è vero. o 500 euro per dire. Certo, certo. Il giorno che hai fatto la prima, la seconda e fanno la classifica è già aumentato a 10 milioni. Infatti, c'è una 10.000 o 10.000 euro per il suo infatti, sì, sì, concerto. una bella Se differenza. arrivi, se arrivi nei primi 6, automaticamente tu hai 30.000. Che non è poco. E fatto in 5 giorni, questo mi sei un investimento È un non bellissimo inizio, indifferente. certo, è un bellissimo inizio poi per chi parte in questo settore qui. Sì, 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 infatti. Bellissimo, quindi anche con Costanzo è stata un'esperienza, poi si è andato avanti, Ronny, dopo l'esperienza di Eh, Canale 5, Potevo andare ancora meglio, però purtroppo io non avevo i santi in terra né in cielo, perché come tu lo sai, se non hai qualcuno che ti protegge certo, e apre certe porte che magari tu non riesci a aprire, sì, si paga il dazio, però qualcosa viene fuori, no? chiaro, chiaro, E invece io non avevo questo, non certo, avevo era solamente diciamo, le mie bravure, diciamo, certo. di essere bravo di stare Che quella non te la può ecco. togliere nessuno, Questo lo so. perché il talento di Ronnie Johnson è unico, lo conosciamo tutti e non ci si può sbagliare. Quando uno ascolta la tua musica, la tua voce, a me vengono i brividi, cioè non è semplicemente una bella voce, belle voci ce ne sono tante, ma tu la sai trasmettere, cioè la tua persona, il tuo spirito non è una sviolinata, ma quello che tu dai, che è quello che regali, è veramente non ha prezzo, Ronny. Sai, e devi dire che con l'età si impara di usare la voce molto meglio solamente di gridare o urlare o fare. Cominciamo a dipingere meglio le canzoni Che bello. perché tu sei l'artista e non è vado su a cercare di imitare quello o quell'altro che ha cantato questa canzone. Vado su e cerco di dare un contesto alla canzone, Vero. dove tu entri dentro e vedi una storia, capito? Non tutte le canzoni ti permettono di fare Certo, questo, certo. però quelle che sono fattibili sono quelli magari anche lenti o quasi lenti, ha veramente qualcosa nei testi, qualcosa che manca nella musica di oggi dei giovani, Certo, certo. perché loro non stanno cercando emozioni, loro stanno cercando di dare solamente un senso alla loro musica, a quello che hanno inventato loro. Certo. Non hanno inventato niente, stanno usando tutta roba che è stata già Già fatto. utilizzata negli anni prima. Certo. Ma tutti noi abbiamo fatto una frasettina, Chiaro. non tutta la canzone. Chiaro. E Bellissimo. È qui proprio esplicito quello che stai dicendo e poi secondo me ci sono tanti che stanno inseguendo il successo e quello secondo me è negativo perché uno deve ma esprimere... è negativo Vero? per l'artista a lungo. Ecco, Perché se hai studiato di fare
perito, qualcosa così, o infermieri, ti durerà molto di più. Invece il successo di oggi, fatto in 448, senza gavette, senza una programmazione di come andare avanti a passi, giusto? Certo, A passi, non può farlo in questa maniera. è vero. La musica è arte, arte è da dipingere, scrivere una poesia, scrivere un racconto, canta una canzone, ma dicendolo a modo tuo, usando solamente le melodie e le parole di un'altra persona, o la tua canzone. Verissimo. Però devi ricordare che è un'arte, non è una cosa che tu puoi stampare in ripetizione, fare un filo di 1000 e vendere. No, non è quello. È una canzone che tu lo dai in 3 minuti e mezzo, però hai studiato per 10 anni per farlo. Verissimo, che bello, che bello. E l'hai espresso, l'hai pennellato bene. Sì, grazie. Ecco, un consiglio, Ronny, ai giovani che stanno guardando questo nostro talk show. No, allora, la prima cosa che io posso dire, devo dire, voglio dire, è che i giovani che riescono a capire il successo immediato è più dannoso del successo che ti arriva con tempo. Perché quello con tempo lo troverà che ha una ricchezza più profonda di quello che è il successo di Sanremo, che oggi tu ci sei, a giugno non ci sei più. È vero. Se non hai fatto un altro disco. Perché? Per 2 motivi. Perché uno, un bel pezzo che è orecchiabile, fiscabile, si può cantare in bagno, si canta quando sei in macchina da solo. Quello dura, ma dura anni. Non quello che oggi facciamo la parola, fate così, perché non ha senso, non stai dicendo nulla. Bellissimo. Stai parlando solamente di parole della strada. Certo. E basta. Benissimo. Grazie Ronny, grazie infinitamente di questo collegamento. Se passerò a Milano al più presto verrò a trovarti. Ti ringrazio. Ringrazio te. E ricorda ai tuoi amici, se la musica assolutamente. vive sempre. Grazie, grazie mille, un abbraccio grande e ci vediamo presto. Ciao Ronny. Ciao a tutti. Ciao.